Il big match della 14ª giornata di promozione Girone B va in scena al Grondona di Pontedecimo, dove la Rivarolese, attardata di 5 punti dalla vetta, ospita proprio la capolista Moconesi, reduce da 5 successi consecutivi. Gli Avoltò invece, con l'avvicendamento in panchina, hanno spiccato il volo e cercano il quarto successo consecutivo per completare una scia di 5 risultati utili consecutivi. Proprio gli Avoltoi fiutano da subito l'odore dell'impresa e aggrediscono immediatamente il Moconesi con il gancio di Mura dopo neanche 120 secondi. 1-0 che dura un minuto scarso, perché Raiola calamita un lancio lungo e si presenta a tu per tu con Raggio Garibaldi e fa fuoco con il suo sinistro devastante che vale il 2-0. Vola la Rivarolese sulle ali dell'entusiasmo e sfiora anche il tris con l'acrobazia di Sighieri nelle vesti di vero e proprio condottiero in questa prima fase dell'incontro. Il break degli ospiti è datato invece 17esimo ed è al vetriolo, perché il piazzato di Capitan Malatesta sbecca la traversa, ma la Rivarolese sale subito in cattedra e vale il 3-0. Questa percussione di Mura che gioca a flipper e si presenta a tu per tu con l'estremo ospite per aprire il compasso, sancendo 3-0 e fine della prima frazione. Le riprese e il montaggio di Simone Maggi ci conducono direttamente al 10° minuto, in una fase in cui la Rivarolese prova a gestire il risultato, porgendo però il fianco ai tentativi ospiti che provano a rianimare una gara ufficiosamente congelata con la volée di Sanguinetti letta bene da Lovecchio. Dal coefficiente di pericolosità altissima invece l'occasione è datata 14esimo per i padroni di casa, quando Raiola sradica la sfera dai piedi di Calzi, sbagliando però la convergenza con il suo sinistro. Ma 5 minuti dopo, in questo tourbillon di emozioni, a rischiare invece la Rivarolese con il cross del neoentrato Oneto, che per un niente non trova la zampata vincente di Mosto, che avrebbe riaperto la sfida. Ma al 23esimo ci vuole un super intervento di Gatto Lovecchio, che graffia proprio oltre la traversa la spingardata dritto per dritto di Pomo. 3 minuti dopo, il 26esimo, è servito il poker con lo schema da reminiscenze verde stellate. Sighieri è la mente, dal calcio d'angolo Orero l'esecutore, che autografo un 4-0 senza appello, che rischia di assumere conseguenze drammatiche per il Moconesi se Raiola indovinasse il colpo di testa su servizio del solito Sighieri. Poco male, perché al terzo ed ultimo minuto di recupero sempre il numero 11 sfrutta un numero sulla sinistra di Mura, che appoggia appunto per l'ex Imperia, che mette i titoli di coda al 5-0 conclusivo. È sicuramente il risultato più clamoroso in termini di dimensioni, questo 5-0 con cui la Rivarolese surclassa il Moconesi. Una Caporetto la giornata per la squadra di mister Foppiano, che vede quindi interrotta la serie utile di 5 successi consecutivi, contro invece una Rivarolese che ottiene il quinto risultato utile consecutivo. Una striscia fantastica quella della squadra di Sorbello, che ha esordito con un pareggio per poi raccogliere 4 successi consecutivi che la proiettano proprio a ridosso a soli 2 punti della capolista Moconesi.